Il lancio lungo in direzione di De Paola che non riesce per il recupero difensivo. La palla in avanti. Cesaro si allarga sul destro, il cross al centro e arriva a Massari, ben appostato, che fa 1-0 per la Pisana. Cervini in avanti a cercare Cesaro, il cross al centro, il taglio di Ammassari, era la stessa identica posizione del gol del vantaggio, questa volta però termina alta, riesce a controllare il pallone. Servire a Massari che prova a partire, ancora a Massari, libera il destro, a Massari trova il gran gol dalla distanza, a Massari 2-1 per la Pisana che si riporta avanti, ancora Cassetti, rischia di perdere il pallone Cassetti, Moreschini, ben avanti a Massari, riesce a recuperare il pallone intuendo la direzione del passaggio, avanti su Ammassari. Spazio a Massari per trovare Ricci in area di rigore da solo, esce Murino e la mette in calcio d'angolo. Fa ripartire il Gem con Parisi, gioca su Petracca, spazio sulla destra, prova a partire da Massari che gli si pone davanti e recupera il pallone, giocando indietro su Chianelli. Calcio di punizione sul punto di battuta a Massari. Può provare addirittura una conclusione direttamente in porta, infatti la trova e trova anche il gol della tripletta, una punizione mostruosa di Ammassari e 4-1. Lancia lungo, Ammassari la fa sua, ancora Ammassari pressato da due uomini, riesce ad andare via, poi subisce fallo. Lancio lungo di Cervini, di testa la mette fuori, Ammassari riesce a rientrare e a recuperare un altro pallone che è servito indietro su Cervini.